Campionato di seconda categoria Girone D, sfida al vertice tra Multedo e Caderissi. I padroni di casa, maglia granata, sono secondi in classifica e distanziano il Caderissi in maglia blu che occupa il terzo posto ma con una partita in meno. Nessuna occasione pericolosa fino al 25esimo, quando è in avanti il Multedo, dalla destra Malerba a cercare Bellicchi, conclusione facilmente parabile da Massone. Azione immediatamente successiva, arriva il gol che sblocca il match. Per i Caderissi c'è Fuliano che mette al centro per Barbieri che però impatta sul palo. Ciri è pronto e mette a segno l'11ª rete stagionale. A 5 minuti dal timing della prima frazione c'è un brivido per il Multedo, ancora lo scambio Bellicchi-Malerba che trova l'esterno della rete. Si passa così al secondo tempo con le immagini e il montaggio di Enrico Figus e dopo 4 minuti pareggia i conti in Multedo. L'appena entrato Bambara a metterla di testa nel 7, perfetta la palla di Tassistro. Un minuto appena e in avanti torna il Caderissi, il tentativo dal limite è di Barbieri, piccola incertezza di Parodi che poi blocca bene. L'equilibrio non dura molto e al 56esimo raddoppia la formazione ospite grazie a Verducci, l'assist è di Barbieri. Il match ha cambiato decisamente volto nel secondo tempo e al 62esimo cambia ancora una volta il risultato. Calcio di punizione per il Granata, Tassistro mette in area per Scotto che trova la rete del 2-2. 2 minuti dopo un pallone troppo alto di Malerba fa sfumare l'occasione del tris per il Multedo. Era riuscito Bambara a saltare Massone, ma il gol del 3-2 c'è nel primo minuto di recupero, da calcio piazzato Bellicchi per Baracaracciolo che chiude i giochi. Con questo gol in pieno recupero allunga di 3 distanze il Multedo, al termine di un match comunque equilibrato.